Ed eccoci qua, ci troviamo naturalmente nella rubrica dei cuori solitari perché vi devo ripresentare lo zio Peppe, 76 anni di Campobello di Mazara, che è in cerca dell'anima gemella di una compagna ideale. Buonasera zio Peppe. Buonasera. Allora zio Peppe, ci vuole spiegare come mai in questo tempo, che l'ultima volta che ha fatto l'annuncio? L'annuncio non mi ha chiamato nessuno, soltanto una persona che non siete andati d'accordo con questa persona che l'ha chiamato? Non mi è stato d'accordo. Oggi ha pensato bene di ripetere l'annuncio. Prendere l'annuncio di nuovo, siccome c'è stato un piccolo state che ognuno si diverte per faticelle sue e penso che non ci hanno pensato a queste cose. Ora vediamo cosa succede. Arredata il mare. Lei ha 76 anni. È di Campobello di Mazara. In Campobello di Mazara. Da quanto tempo è che è vedovo? Perché lei è vedovo, no? 7 anni e 3 mesi. 7 anni e 3 mesi. E in 7 anni e 3 mesi ha avuto qualche storia? Non ha avuto nessuno? No, nessuno. Quindi questa è la prima volta che lei va cercando di sistemarsi? La prima volta, perché riconosco che una persona sola e un giorno gira, ferria, ma quello che è la sera è una cosa tremenda, non passa mai. Non passa mai. Questo è la solitudine è brutta. Ma noi siamo qui appunto per contrastarla. Per contrastare qualche cosa. Esatto. Vabbè zio Peppe, parliamo dell'età di questa donna che noi andiamo cercando. L'età partiamo da una base per andare a finire a un massimo. Lei aveva 76 anni, giusto? Sì. Vai cercare una persona magari 60, 65, già è gioco. Esatto. Per arrivare a un massimo di? Per arrivare a un massimo di, perché sempre la donna deve essere un pochettino più giovane di me. Perché, anche perché lei 76 anni non le dimostra. Caratterialmente ha un carattere molto giovanile. Sì. Mi piace godersi la vita. Mi piace so pure che se ne va a ballare pure. Me ne vai a ballare, me ne vai a bar a pigliare il caffè, il cornetto e cose. Un'altra cosa importante, lei è pure automunito, c'ha la patente, si muove con la macchina. C'hai la patente, mi muovo con la macchina e vai mi piace a mia, vai e questo è a dire l'età, stavamo parlando dell'età, abbiamo detto dai 60 fino ad arrivare a un massimo di 65. Che vuole, la donna va a essere un pochettino più giovane del masco. Quindi facciamo 60-65. Esatto. Preferenza di città ce n'ha? Preferenza di città di che cosa? La donna? Per la donna? No, preferenza di città un po' più vicino che possibile. No, se ne dovesse telefonare una dell'Altitalia, basta che si sposta. Si sposta a lei e allora perché lei abita qui, è residente a Campobello. Sì, eravamo appuntamento nella parte più vicino della Sicilia e ne potremo incontrare. Esatto. Perché con l'aereo oramai una chiesa può andare. Vabbè. Per cui amiche donne soprattutto, mi sto rivolgendo con donne che partono dai 60 e arrivano massimo ai 65 anni. Zio Peppe è qui. È un giovanotto come lo vedete, ha 76 anni ma non li dimostra completamente, si sente ancora giovane, molto giovane dentro e lo vuole passare con la sua anima gemella. Per tutte quelle di voi che lo volessero conoscere personalmente non possono fare altro che chiamare al numero telefonico che state vedendo sotto nella descrizione del video. Quello è il numero telefonico di zio Peppe, chiamate a quel numero lì e lui risponderà. Giusto zio Peppe? Giusto. Allora in questo momento ci sono queste donne che stanno decidendo se chiamarla oppure no. Vuole lanciare un messaggio verso di loro? Vada. E che messaggio c'è a dire? Qualsiasi cosa. Anche il silenzio. Anche non lo so che c'è a dire. No? Chiamatemi perché io nessuno a me mi fa 76 anni. 76 anni. Ripeto, non li dimostra completamente. Nessuno mi fa. Sembra un giovanotto. Mi fanno un 60 anni e ci si allora uno sotto la cura. Tanto per dire. Vabbè, per terminare la registrazione io voglio aggiungere, zio Peppe è una brava persona, oltre a essere una brava persona è una persona sistemata, ha la casa, ha la macchina, non gli manca nulla, ha una bella pensione, quindi sarete assolutamente benestanti anche voi, per cui care donne fatevi sentire perché zio Peppe è in cerca di una persona brava, una persona sistemata come lui per crearsi un futuro, dico bene zio Peppe? Esatto, perché io pensavo ci sono i miei figli e cane perché sono all'estero
e c'è un po' di compagnia, ma appena se ne vanno loro sono troppo sbandato perché non so dove andare, perché la sera riposo solo e pare che il tetto casca a terra. Certo. Più presto possibile, se c'è qualche donna che ne potremo fare compagnia, Si faccia sentire. e ne fa sentire. Perfetto. Abbiamo detto tutto, per cui ripeto, amiche telespettatrici, contrastiamo la solitudine. Zio Peppe è qui e si è ribellato alla solitudine, per cui ribellatevi anche voi. Questo è tutto per i cuori solitari. Alberto vi saluta e vi saluta pure Grazie, arrivederci, buona giornata Zio Peppe da e Campobello. buona nottata. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.